La Farnesina si è mossa ieri concretamente con una telefonata con la sua controparte sudanese e siamo in attesa insomma, di capire un po' i risvolti di questa telefonata. A ogni ora che passa, la famiglia di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano 46enne detenuto in Sudan dal 1° aprile, spera di poter ricevere la buona notizia, che Marco, titolare della Zennaro Forniture Elettriche, torni a casa. È sicuramente un dramma che ci è piombato addosso. Sono in molti a essere preoccupati per Marco, detenuto in condizioni disumane nel commissariato della capitale sudanese, senza l'avvenuta convalida dell'arresto, con l'accusa di una presunta truffa ai danni di ditte locali. A causa di un'ingiustizia comunque di una persona messo in quel posto da una persona con cui lui non aveva mai avuto nulla a che fare. L'arresto è arrivato dopo la denuncia di una persona che con lui non aveva un rapporto contrattuale diretto e che ne ha fatto un uso distorto per costringerlo a pagare in cambio della libertà. Un pagamento importante era già stato fatto in virtù di un accordo estorto sotto minaccia armata e psicologica fra Marco e il suo partner commerciale. Poi il 46enne è stato sequestrato in aeroporto mentre aspettava di tornare a casa. L'appello ancora una volta va alla politica. La questione è, è importante, è grossa, è da gestire a livello diplomatico, a livello di ministero. Pertanto noi l'appello che facciamo è l'appello al Ministero affinché risolva questa questione dove per noi è troppo grande.